Amici bellini, video volante proprio, indosso la maglia del Fantacalcio per un motivo molto semplice ma molto serio. Ma il referto, no, bisogna intervenire, bisogna fare caos, cioè, cominciamo un attimo, dai. Allora, io ho chiamato anche i rinforzi, sta fruffo dall'altra parte, adesso intervieni anche tu, perché non è possibile. Allora, iscrivetevi al canale se siete nuovi, se siete vecchi controllate che siate iscritti, campanella e tutto, e se vi va di lasciare un like, lasciate un like perché qua dobbiamo controllare. Vieni fruff, perché qua la situazione, dobbiamo avere l'intervento di chi poi magari non segue neanche il calcio ma sa benissimo, Forza Napoli, sempre, che quando uno si leva la maglietta cosa succede? L'arbitro che fa? Da fuori. No, lo ammonisce. Vedi chi non segue il calcio, ma è giusto che così si ammonisce in automatico, non c'è proprio discussione che tenga. Ma Reteghi che si toglie la maglietta, che poi fa scattare la protesta di Mazzocchi. Andiamo a vedere un attimo. Scusa. Allora, perché non è possibile. Rimane pure. Però adesso mo ti tagli. Se ti sposti. È mondiale questa cosa. Signori Reteghi, allora se voi andate a vedere nelle varie, io devo ringraziare Angioletto che mi ha mandato la cosa, e ringraziamo Fantacalcio perché Fantacalcio dobbiamo anche probabilmente ricalcolare, perché qua ci sono cose dove mezzo punto sposta tutto e non esiste proprio. Sui referti è diverso dalle app che portano, perché le app ci portano la munizione di Jimsy, la munizione di Mazzocchi e la munizione per Reteghi, lo porta Sofascore, lo porta Forza Football, eccetera eccetera. Vado a vedere il referto che mi ha detto Angioletto. Allora, prima di tutto, tutte le partite, eccetera eccetera, 5.000 al Verona, 5.000 alla Roma, anche 3.000, soliti 3.000 al Napoli, perché i sostenitori hanno intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, poverini, va bene. Non ci possono essere sanzioni per l'Atalanta perché ce n'era uno solo, si è comportato anche bene. Calciatori espulsi, io dovevo fare il recap della Serie A, ma questo è più importante. Mina, eccetera eccetera, quello che è successo con la Lazio. Aiuto, che cosa state facendo diventare il campionato di calcio italiano? Giocatori non espulsi, proteste nei confronti, ammonizione, prima sanzione, Balotelli è entrato, 3 minuti ci ha messo, fallo che stava rischiando, ha fatto pure un calcio di munizione dal limite che poteva rischiare, ammonizione, proteste reiterate sia dall'arbitro sia dal guarda. Frattesi, Neres. Allora Neres, mi sposto un'altra volta di qua, perché voi poi pensate, ma come, quando è stato ammonito? In questo caso, proprio nel momento in cui, e questo lo avevo visto dal vivo, nel momento in cui lui viene spinto a due mani da Lucco. I non parlano né Lotito né De Laurentiis, ha parlato Casini, quindi fateci passare, grazie. L'Atalanta recupera il pallone e poi si riversa in attacco. Neres rincorre un po' l'arbitro, e quando Neres rincorre l'arbitro ci arriva quasi a muso duro. Noi non possiamo vedere il resto perché l'azione continua e quindi le telecamere fanno vedere l'azione dell'Atalanta, ma Neres va a muso duro, quindi io ho pensato qua lui ammonirà perché doveri lo conosciamo, e che quindi sai, arbitri che invece di protestare, di intervenire quando magari fanno una simulazione, no? Dove li state prendendo in giro, state cercando di ingannarli. Io sto pure parlando come se voi mi vedeste, ma sto facendo vedere solo questo. Neres viene ammonito dal referto, viene ammonito Neres e si è scordata a Reteghi, perché abbiamo Neres qua, Svilar pure, ovviamente quando io c'ho Svilar in un fantacalcio, Svilar sta prendendo gol proprio. Biol, Rovella, terza sanzione, arriva Locatelli, Morata, eccetera eccetera, Zappa, seconda sanzione, Gaspar, Kolasinac, ce lo ricordiamo, la munizione per Kolasinac, Urbaschi, prima sanzione, Keita, Gatti, eccetera eccetera, Zanoli, eccetera, terza sanzione, Jim City, perché l'abbiamo visto, Zamba, Mazzocchi, seconda sanzione, prima sanzione, Ecatorro, Leali. Signori, non c'è Reteghi, io l'ho cercato, Reteghi, perché se voi scrivete Kolasinac, esce Kolasinac, ma se voi scrivete Reteghi, non esce Reteghi, quindi non ha ammonito Reteghi, ha ammonito Neres. Attenzione, terza sanzione per Antonio Conte. Attenzione a quello che sta succedendo in Serie A, è qualcosa che non si può spiegare, quindi bisogna intervenire, qualcuno deve rettificare, perché non parliamo di una cosa che forse ci poteva stare o non ci poteva stare, così.
la lasci la munizione a Neres se ti è arrivato a muso duro, va bene, anche se nessuno delle app se ne è accorto. Ma Retegui che si toglie la maglia è immediata, è automatica. Quindi la dovete dare e non cambia il risultato della partita. Stai piangendo perché hai preso 3 gol, non me ne frega niente. È la regolarità di un campionato che non si può mantenere più. Non posso insistere sul cercare la regolarità del campionato quando poi in tutte le partite vediamo delle cose che non sono né in cielo né in terra e che in tempo di VAR non puoi fartele sfuggire. Quindi bravo il fantacalcio, bravi quelli del fantacalcio, bravo Angioletto che me l'ha detto e adesso sta girando. Com'è possibile? Com'è possibile vedere anche quello che è successo con il Cagliari e con la Lazio? Lazio, grande squadra, che però stava insomma pure su 11 contro 9, ha un pochino tenuto là in mano, ha sofferto un pochino. Insomma, il recap, perché io poi devo andare anche a vedere la Champions, mi interessa vedere le altre partite perché tra un po' c'è l'Inter. Lasciamo questo video breve così se lo vedono di più di loro. Voi lasciate un like, protestate contro Casini, perché è un casino, sono dei casini inaccettabili. Da New York, Valerio Fluido è tutto. De Laurentiis ha parlato Casini, abbracciato con lo dito così. Si parla di Manolas di nuovo, le plusvalenze eccetera eccetera. Signori, state attenti.